Vogliamo la giustizia per Donald. Sappiamo tutti che è morto nelle mani delle forze di ordine. Non diciamo che è stato ucciso da questi ultimi, però vogliamo chiarezza, luce e giustizia. Ci sono tanti da dire, c'è tanto da dire, c'è tanto da presentare, non abbiamo questo tempo. Sappiamo che tanti di voi avete lasciato indietro tante di quelle cose. Vi ringrazio una volta in più per la seduta davanti al cimitero che simbolizza il lutto. Vi ringrazio per il colore rosso che rappresenta il sangue. Vi ringrazio per il colore nero che rappresenta il lutto di nuovo. Abbiamo tante lacrime negli occhi, anche se non le vedete. Noi piangiamo, chiediamo alle autorità di fare quanto in loro potere per fare emergere la verità, la luce e la giustizia in modo che incidenti di questo genere non si verifichino più. Apprezziamo la pace e l'amore di cui godiamo a Conegliano e chiediamo alle autorità di sicurezza che le forze dell'ordine agirano d'ora in poi con moderazione nel trattare gli africani. Abbiamo sempre rispettato le leggi del nostro paese di accoglienza, perciò vi chiediamo di garantirci le condizioni necessarie per vivere nella pace, la protezione e il rispetto sociale della dignità umana.